Neppure al convegno sulla Green Economy il governatore Luca Zaia e il ministro Giancarlo Galan si sono incontrati, ma tra i due big della politica veneta è scontro sul nucleare. Ora voltiamo pagina, siamo alla politica, ancora un incontro mancato tra il governatore Luca Zaia e il ministro Giancarlo Galan, soltanto una coincidenza, dicono dall'entourage dei due big della politica veneta. Nel frattempo però tra i due è scontro sul nucleare, il servizio. Il tema, la Green Economy, sta a cuore ad entrambi, ma neppure questa volta a Corner, nel convegno promosso da Coldiretti, Luca Zaia e Giancarlo Galan si sono incrociati e tantomeno incontrati. Il governatore ha lasciato il forum prima dell'arrivo del ministro, o se vogliamo il ministro è arrivato dopo la partenza del governatore. Difficile credere ad una coincidenza, anche perché non è un mistero che i due big veneti della politica, che di fatto si sono scambiati il ruolo, si amino poco. Se fosse passato Zaia l'avrei salutato. Neppure oggi però vi siete incontrati. Ma cosa ci posso fare? Io faccio il ministro e lui fa il presidente, ma piantiamola con questa stupidaggine. Se Galan e Zaia concordano sulla necessità di evitare speculazioni sul fotovoltaico, sono invece divisi sul nucleare, o almeno sulla possibilità che venga costruita una centrale in Veneto, zona Chioggia. I siti sono già stati indicati 20 anni fa, se li avessimo realizzati credo che i primi a realizzarsi debbano essere proprio quelli. Per quanto riguarda il Veneto, visti i parametri emanati dal Consiglio dei Ministri, penso che sia veramente pressoché quasi impossibile pensare che si possa trovare una localizzazione di una centrale. Se qualcuno identifica un sito ce lo dica, vorremmo capire che parametri ha applicato. Una polemica a distanza a dir poco rovente. Non è tollerabile, è da politici modesti, quell'idea per cui tutto sia possibile fare e vada fatto in Italia tranne che nel proprio orticello. Io mi dico pragmatico, nel senso che guardando il Veneto dall'alto trovo con difficoltà un sito che sia libero, per cui da qui parte tutta la mia valutazione e tutte le mie considerazioni.